Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania, Enrico Trantino. Benvenuto sindaco. Buon pomeriggio. Oggi la sua giornata è cominciata presto, vero? A Sigonella per accogliere la First Lady americana Jill Biden. Com'è andata? No, è stato un momento assolutamente gradevole, nel senso pur sempre una delle presenze più prestigiose nel territorio siciliano. È venuta qui perché ha dei parenti, o meglio ha scoperto delle radici a Gesso, un po' sopra Messina, vicino Colle Sarrizzo, e voleva quindi andare a trovare, a vedere questi posti delle sue origini, e a quel punto, passando da qui, ha voluto anche salutare il sindaco di Catania, di Niscemi, di Lentini e di Motta Sant'Anastasia, oltre al prefetto di Catania, prefetto di Siracusa, proprio perché sono i territori in cui sono compresi parte delle infrastrutture americane più importanti. È stato un momento di particolare calore, un momento di particolare autorevolezza, e quindi... Ma lei ha detto di sentirsi proprio a casa sua, perché poi noi siamo andati a Gesso e ci hanno raccontato i nostri inviati. Torniamo a Catania, sindaco, se lei è d'accordo. Certo. Allora, abbiamo delle novità che riguardano via di San Giuliano, è vero? Sì, novità emerse qualche minuto fa. Quest'anno noi prevediamo flussi molto importanti di pedoni su tutto il via Etnea e il nostro centro storico. Questo perché lo sforzo che stiamo facendo per il Natale, quello che abbiamo già acceso, quello che accenderemo, perché domenica, se tutto va bene, accenderemo le due facciate del Palazzo di Città su via Etnea e Piazza Università, più la pista di pattinaggio che stanno montando in piazza Manganelli, oltre a una serie di spettacoli che saranno su tutta quanto quell'area appunto del centro storico, ci fa immaginare forti presenze di catanesi e non solo, e di turisti. Questo significa che noi rischiamo di congestionare il traffico veicolare, e allora, come accorgimento immediato, abbiamo innanzitutto studiato la chiusura di via San Giuliano il sabato e la domenica tra la via Coppola e la via Manzoni, in modo da impedire il flusso di auto all'incrocio con via Etnea. Le stesse macchine potranno superare via Etnea in corrispondenza di piazza Assisi con le due sensi di marcia, ma i due crocevia saranno ovviamente presidiati da forze non so se di polizia locale o di volontariato, che alterneranno il passaggio dei pedoni e dei veicoli. A partire da questo sabato? A partire da questo sabato, sì. Perfetto. È un invito a venire al centro senza macchine, approfittando della metropolitana, dei mezzi pubblici e di ottime camminate a piedi che con queste temperature gradevoli possiamo assolutamente permetterci. Si può fare assolutamente. Allora, ieri in Consiglio Comunale è stato approvato il master plan con una serie di interventi per Fontana Rossa. Può accennarci qualcosa? Sì, visto che si va avanti verso l'idea dell'erostazione del 2030, era necessario un passaggio che prevedesse anche i correttivi che noi immaginavamo come amministrazione comunale sul sedime intero della città, perché è prevista anche l'estensione della pista che creerà qualche problema sull'asse dei servizi, e quindi abbiamo dovuto noi configurare una richiesta di rotatoria in un certo punto, nonché soprattutto trattare la questione delle case dello IACP che sono a ridosso di un'area che verrà interessata dai lavori, e per la quale noi abbiamo chiesto che ENAC, che è l'ente interessato, si attivi proprio per trovare delle abitazioni alternative a quelle oggi occupate, perché alcune sono state riscattate e quindi l'indennizzo andrà direttamente a chi le ha riscattate, altre non sono state riscattate, per evitare che si possa creare un cortocircuito fra gli assegnatari che hanno già diritto e questi nuovi che non hanno diritto, ma che non possiamo lasciare ovviamente in mezzo alla strada. Arriveremo certamente a una soluzione che con ENAC permetterà di avere delle residenze di, secondo me, straordinario impatto anche per questi abitanti. Molto bene, andiamo avanti. Intanto sta per essere consegnato alla città il parco di Viale Sanzio. Da mesi sono state messe a dimora le piante e in questi giorni è stato completato un nuovo spazio sportivo. Ecco, vediamo le immagini, con moderne attrezzature per la pratica dell'attività sportiva all'aria aperta, ed è in fase di completamento anche il parcheggio. Siamo al parco di Viale Sanzio. Ci siamo, sindaco, no? Assolutamente sì, nel senso che noi il parcheggio spereremmo
mi hanno garantito che ci riusciremo ad aprirlo già prima delle festività natalizie, seppur ancora non col modello organizzativo che auspichiamo e che prevederà un accordo con la MTS, però intanto lo apriamo anche per consentire a chi volesse andare nell'area pedonale, commerciale di via Gabriele D'Annunzio, viale Vittorio Veneto, di avere un punto per la sosta e quindi poter poi circolare a piedi o prendere eventualmente il BRT che parte da lì. Verso gennaio contiamo anche di completare il parco e di consegnare il tutto alla città. Non so quando completeremo Piazza Michelangelo Buonarroti, ma comunque penso anch'essa a breve. Comunque è un ulteriore insieme di passaggi che vanno verso la città che si sta proiettando, spero, in un futuro più roseo. Lei lo accennava prima, si respira già aria di Natale, via Etnea piena di addobbi e luminari. Vedremo forse adesso delle immagini che ci ricordano l'accensione del grande albero che ha visto protagonista lei in Piazza Università. Ecco qua, con tanto di countdown per la gioia dei grandi e bambini. Guarda che folla immensa, tantissime sono le iniziative, vero Sindaco? Sia per Natale che per Capodanno. Qualcuna già l'abbiamo sentita dire per Capodanno. Ma io per Capodanno rimango assolutamente fedele al mio dovere istituzionale di non anticipare nulla, perché non c'è nulla da anticipare. Formalmente c'è una manifestazione di interesse aperta dalla Regione Siciliana che scade il 10 di dicembre. Teoricamente chiunque può partecipare, può venire, non so, al Jazeera e proporre il Capodanno a Trapani, per esempio. Non possiamo escluderlo, quindi ho visto che già molti si sono sbilanciati sul fatto del Capodanno Mediaset a Catania. Canale 5 abbiamo detto. Rimaniamo cauti, diciamo che possiamo essere assolutamente ottimisti, ma dobbiamo rimanere cauti perché non possiamo noi anticipare quel che accadrà. Perché è una decisione della Regione. È una decisione, sì, il Presidente Schifani ha messo risorse importanti, è tutto a spese della Presidenza della Regione Siciliana e quindi è giusto che non anticipiamo nulla fino a quando non comunicheranno ufficialmente dove ci sarà questo Capodanno e chi lo farà. Beh, comunque per Catania sarebbe un bel successo. Assolutamente, sarebbe un successo strepitoso. Già solo con questi annunci mi dicono che si sono impennate le richieste di pernottamento alberghiero. Vero? Sì, assolutamente. In più stiamo prevedendo spettacoli in tutta Catania, quindi avremo comunque un Natale molto avvertito e che spero aggregherà tantissimi catanesi e li farà sentire orgogliosi della propria città. Perfetto. Caro Sindaco, dalle luci dobbiamo passare però alle ombre e dal centro alla periferia ci spostiamo a Picanello, dove le bancarelle del mercato rionale sono montate a ridosso di cumuli di rifiuti. È andato per noi, puoi immaginare chi? Tonino De Mana. Un tempo chi andava al mercato lo faceva per trovare la novità o l'offerta giusta, magari contrattando il prezzo. A Picanello si va invece per necessità, per poi scapparsene a gambe levate. Tutto questo perché gran parte delle bancarelle sono montate a ridosso di cumuli di immondizia e i teloni che vedete servono solo a nascondere lo scempio. Dietro pezzi di auto smontate, copertoni ed elettrodomestici in disuso che invece di essere smaltiti nella vicina isola ecologica vengono buttati in ogni angolo. Aria irrespirabile ed umore nero per gli operatori del mercato. Non ne possiamo più, non possiamo più lavorare, dateci un aiuto. E poi sei uno dei più penalizzati perché molta gente si avvicina, sente la puzza e se ne va. Sì, se ne vanno tutti. Arrivano qua, lasciano pure la merce, che puzza e scappano. E qui c'è un segnale, area sottoposta a videosorveglianza. Sì, questo l'ho messo io. È finto, però qualcosa nel tempo l'ha fatto. La situazione è peggiorata, dalla puzza che non si può stare. E poi nella piazza l'immondizia è fuori proprio, è una cosa impossibile, vengono a scaricare di notte. Sindaco può venire qua, l'aspettiamo. Sono tante le segnalazioni che arrivano alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005. In molti lamentano un trattamento diverso e discriminatorio. Il riferimento è agli addobbi di via Etnea. Nessuno da queste parti pretende luci e festoni, ma solo un minimo di pulizia, visto che strade e marciapiedi sono ricoperti di rifiuti. E sembra scomparsa la figura dell'operatore ecologico. Moscudai. Proprio è dimenticato completamente. Io non ne vedo. E chiedo al sindaco Trentino di aiutarci a togliere tutta questa spazzatura in giro che c'è. Chissà che il Natale porti anche qui un minimo di decoro. Sindaco, a lei la parola.
Beh, sono tante le cose da dire. Innanzitutto, come giustamente sottolineava Tonino De Mana, il fatto che ci siano materassi, ingombranti, elettrodomestici, quando a pochi metri c'è un centro comunale di raccolta, che devo dire è inadeguato, è piccolino, ma oramai ne abbiamo aperti tanti altri. Per quale motivo non andarli a portare lì piuttosto che scaricare, abbandonare questi rifiuti in quelle aree? Perché poi possibilmente c'è anche qualcuno fra quelli che abbandonano i rifiuti che poi è fruitore del mercato, quindi dovrebbe vergognarsi ancora di più. Ora vedete, a volte qualcuno mi contesta di essere il fustigatore, di scaricare la colpa ad altri, e mi dispiace che passi questo messaggio. A me non piace il degrado. Devo dire però che quello che io faccio non è accusare qualcuno, è difendere piuttosto chi ama questa città dal poterla vivere con amore. Nel momento in cui tutti quanti abbiamo rispetto per Catania, ci basterebbe poco per tenerla pulita. Gran parte di queste discariche noi le puliamo quotidianamente. Ora non so da quant'è che non interveniamo in questa qua di Picanello, ma lo facciamo con una certa frequenza. Peraltro oramai si tratta tutti di rifiuti, dai copertoni appunto agli ingombranti, che possono tranquillamente essere lasciati in centri comunali di raccolta. Lasciamo stare lo sgravio della Tari, ma anche il fatto comunque di poter permettere uno smaltimento virtuoso, di cui beneficeranno tutti quanti i nostri figli e nipoti. Già questo dovrebbe persuadere i cittadini. Scusi, interrompo Sindaco, perché noi stiamo cominciando a vedere esattamente ciò che sta dicendo lei, cioè il prima e il dopo. Siamo rispettivamente in via Vivaio, in via Alogna, via Medaglie d'Oro e via Infantino. Non so se possiamo ripetere alcune delle immagini che il sindaco nel frattempo parlava, dove si vede chiaramente, ecco, l'intervento dei mezzi, diciamo, di raccolta rifiuti del comune, che rimette a posto la situazione. Ecco, vedete? Mentre prima avevamo visto un attimo fa, mentre ancora il sindaco parlava, come era, diciamo, ecco, i cumuli di rifiuti, eccetera. Questa la sera e poi l'indomani viene ripulito. Cioè, è un po' quello che stava dicendo, sindaco. Sì, assolutamente, non è che sono zone che non puliamo, le puliamo quasi quotidianamente. Ieri su sollecitazione dell'assessore Pesce c'è stato un intervento importante in San Cristoforo, oggi dovrebbero aver fatto, stanno per fare via Grottamagna, quindi non rimaniamo noi inerti. Poi è giusto anche che dia risposte a chi diceva, anche con toni abbastanza coloriti e simpatici, che non si vedono più i cosiddetti spazzini, coloro i quali spazzano le strade. Non conosco quale sia la situazione di Picanello nella gestione settimanale, se è previsto un passaggio settimanale o per più giorni. L'ho sempre detto, abbiamo trovato un contratto, abbiamo provato a migliorare alcune condizioni, non siamo stati così efficienti e bravi da poterlo migliorare del tutto perché non abbiamo le risorse. Già però stiamo parlando di 105 milioni e allora siamo sempre là. Se noi riusciamo a risparmiare sul conferimento in discarica attraverso il giusto conferimento dei rifiuti, se quindi evitiamo di mandare plastica, carta e tutto quanto quel che può andare nel differenziato e generare addirittura un introito per il comune, se invece lo mandiamo in discarica ci costa di più e non possiamo destinare soldi allo spazzamento. È un sistema che funzionerebbe alla grande se tutti quanti ne comprendessimo l'importanza e come poterlo intelligentemente curare per garantirci una migliore pulizia. Grazie sindaco, facciamo una breve pausa, poi torneremo e toccherà a voi. Il numero dei WhatsApp è 342 74 55005 e l'email è sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo. Grazie ancora sindaco. Bentornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino, che risponde adesso in diretta ai vostri messaggi e alle vostre email. Possiamo partire, prego, vediamo se ci sono già delle domande. Buongiorno, volevo segnalare la sosta selvaggia di concittadini scorretti che giornalmente parcheggiano in via Bronte, chiedo scusa, zona rimozione, e lungo la strada che porta alla stazione Milo della metropolitana. Grazie e saluti, Francesco Trovato. Noi per quanto riguarda la stazione Milo abbiamo abbiamo ideato un lavoro che potrebbe essere risolutivo, ma che chiaramente impiegherà dei mesi. Intanto
siamo sempre lì. Io non voglio passare per quello degli annunci perché poi non vorrei rimediare una cattiva figura, ma io credo che questi 200 vigili daranno una forte linfa. Peraltro 100, se ce la facciamo, li assumeremo proprio i primi giorni del nuovo anno. Bene. E quindi questo dovrebbe già consentirci una maggior forza. Però dice bene il signor Trovato quando parla di cittadini distratti, non li voglio definire indisciplinati, cittadini distratti che nuocciono anche agli altri. E allora se noi immaginiamo che ogni nostro spazio occupato abusivamente alla fine comprime il diritto degli altri a muoversi un po' più liberamente, forse riusciamo a dare una diversa impronta al nostro agire. Vediamo ancora un altro messaggio, grazie Sindaco. Per andare in aeroporto quante volte è passato da via San Giuseppe l'Arena, o meglio, detta via dei Tombini, cioè che ce n'è uno ogni 2 metri, dove si distrugge una macchina oltre all'asfalto vergognoso? Ci sono passato fino a ieri, quindi sarà per mia distrazione. Io francamente ci sono tantissime strade ridotte così, quindi non voglio minimizzare. Devo controllare. Oggi però la buona notizia è che abbiamo parlato di alcuni avanzi di amministrazione che noi entro gennaio possiamo in qualche modo destinare ad alcune opere, e abbiamo trovato 800.000 euro che potremmo destinare al rifacimento di strade. Non sono somme importantissime. Se noi consideriamo che tutta la circonvallazione è costata 4 milioni di euro, significa che 800.000 euro possiamo fare qualche strada e non tantissime, ma è già un buon inizio. Potreste cominciare da lì magari? Non so se cominciare, perché sono tante le priorità, però questa è una da tenere in considerazione. Il Sindaco lo terrà presente. Vediamo ancora altri messaggi. Buon pomeriggio, vorrei chiedere al Sindaco quando ci sarà un collegamento tra San Giovanni Galermo e la metro. Io non so se materialmente le linee dell'autobus che scendono da San Giovanni Galermo prevederanno questo collegamento, perché so che si sta pianificando un diverso piano di circolazione dei mezzi dell'azienda municipale trasporti, però sono impreparato, quindi sarei inesatto se dicessi che c'è già un collegamento. Però comunque i mezzi di San Giovanni Galermo passano a ridosso della circonvallazione e quindi a ridosso della stazione di Sannullo, che non è così lontana. Basterebbe pertanto prendere uno di questi mezzi che scende, arrivare alla circonvallazione, scendere sulla circonvallazione e arrivare a Sannullo. Poi magari sarò stato impreciso in questa ricostruzione, chiedo scusa al nostro teleascoltatore, ma credo che il sistema così funzioni. Nel senso che ci potrebbe essere un collegamento con allora è molto semplice, già il bus che arriva da San Giovanni Galermo, adesso non mi ricordo quanti sono, devono per forza passare dalla circonvallazione. Dall'incrocio con la via San Giovanni Galermo alla stazione di Sannullo non c'è una grande distanza, quindi dobbiamo capire se si può efficientare ancora di più. Grazie. Andiamo avanti, altri messaggi. Buongiorno signor Sindaco, ma per tagliare gli alberi del villaggio Santa Maria Goretti, la strada che porta all'aeroporto, abbiamo fatto tante segnalazioni, ma ancora niente dopo 2 anni. Si può sapere qualcosa? Grazie. Probabilmente non sono state considerate delle potature più urgenti di altre. Ricordiamo sempre che noi abbiamo solo 2 squadre con 3 componenti, però stiamo cercando di capire se parte di quelle risorse di cui parlavamo prima ci possono essere utili per destinarla a multiservizi e quindi migliorare la nostra scarsissima manutenzione. È solo colpa nostra, quindi lo dobbiamo ammettere. Mi sembra una missione molto importante fatta in diretta dal sindaco di Catania Tarantino. Allora, vediamo ancora altri messaggi o mail, se ce ne sono. Che mi dite, per favore, dalla regia? No, in questo momento non è. Ecco qua. Buongiorno, in zona Sannullo, ecco esattamente di cui parlava lei, precisamente in viale Benedetto Croce, all'altezza della rotatoria discesa che porta in via Ota. Ai lati della strada, oltre alla carreggiata, ci sono porte vecchie, buste di spazzatura, materassi, anche topi. Grazie. Chiedo al solito alla regia se poi mi passa questa segnalazione affinché io la inoltri alle aziende che provvedono alla pulizia, perché temo a questo punto sia sfuggita, magari in un angolo un po' meno visibile, non lo so, però ne rimandiamo a rimuovere. Certamente. Molto importante che il sindaco chieda poi immediatamente il riscontro con il telefono o l'indirizzo. Buongiorno signor sindaco, vorrei sapere cosa pensa dello stato di degrado delle lapidi del sacrario della chiesa di San Nicolò l'Arena, ne abbiamo parlato anche noi. Geometra Cantone. Beh, questo
chiaramente mi prendete per il cuore, nel senso che è comprensibile soprattutto per chi proviene dalla mia tradizione politica che ci sia un particolare attenzione e interesse per chi ha dato la propria vita per la patria. È un qualcosa di cui parliamo già da tempo, perché ci sono vari contributi che teoricamente avremmo potuto intercettare. Credo ce ne fosse uno di 100.000 euro della sovrintendenza, adesso non ricordo, devo parlare con la sovrintendenza. Il problema è che in questo momento la sovrintendente è andata in pensione, quindi aspettiamo la sua o il suo successore per avere qualche notizia in più. Però nulla di strano che se si tratta di somme nel complesso di quel che ho detto, 100.000 euro, posso vedere se compensare con la tassa di soggiorno. Devo capire quant'è l'importo totale dell'intervento. Quindi potrebbe esserci una risposta positiva a breve. Secondo me sì. Bene. Secondo me sì. Molto bene, questo è importante. Allora, Castellursino, i mercatini di Natale sono saltati, chiede, è una domanda secca. Sì, perché erano stati aggiudicati, ma l'associazione che l'aveva aggiudicato poi alla fine ha preferito ha rinunciato. si è rinunciato, non so per quale motivo. Quindi è una responsabilità della ditta. Buonasera signor Sindaco, la piazza dell'ex ospedale Santa Marta quando aprirà? Chiedo scusa, peraltro mi è appena arrivato un WhatsApp per cui mi dicono che per quanto riguarda le lapidi c'è già il cantiere in corso. Meno male che ho dei dirigenti estremamente attenti. Sì. Bene. Quindi al Sacrario. Questa è una importantissima risposta, perché già vuol dire che l'iniziativa è presa. Ci fa piacere che lo possa annunciare in diretta da noi. Sì. Allora, torniamo a Stiamo già intervenendo sul quadro elettrico, riposizionando le lapidi. Ecco, la risposta più bella che si poteva avere. I nostri ascoltatori ci seguono anche i suoi collaboratori, la nostra trasmissione, ci fa piacere. La piazza dell'ex ospedale Santa Marta quando aprirà? Quando verrà eliminato il parcheggio selvaggio di fronte? Grazie mille. Qui parliamo di Santa Marta. Sì, Santa Marta, ricordiamo che è un'opera che non vede il comune come stazione appaltante, ma la regione siciliana e più specificamente il Genio Civile. Ecco. Quindi mi diceva l'ingegnere Laudani, che l'ingegnere capo del Genio Civile, che oramai siamo veramente a ridosso del termine dei lavori, ma io non ho un'autonomia per poter verificare con le ditte a che punto siamo, però in effetti si vede che stanno per completare. Per quanto riguarda il parcheggio selvaggio è sempre il problema di cui parliamo, ne abbiamo parlato anche poco fa, perché sempre più cittadini si lamentano e questo è incoraggiante, significa che allora ci sono sempre più cittadini che capiscono che non si può parcheggiare in doppia fila. Il problema di Catania è il minuto che dura 24 ore. Sindaco, ma è un minuto. Il problema è che appena se ne va lui, arriva un altro, ma è un minuto, è così. Moltiplichiamo quanti minuti ci vogliono per 24 ore e quello è la somma dei parcheggi in seconda fila a Catania. Dobbiamo cercare di spezzare questa spirale, il gatto che si morde la coda. Allora, salve Sindaco, le chiedo di attenzionare la situazione sul lungomare di Catania, dove tra alta velocità e inversione a U folli è diventato pericoloso attraversare la strada persino su semafori pedonali. Grazie. Questo sul lungomare. Sì, ne prendo atto. Io percorro spesso il lungomare e quando mi capita di verificare qualche atto inurbano, quali quelli che sono segnalati, intervengo io in prima persona. Rischio di diventare un disco rotto. Ma da chi dipende se non da noi stessi? Abbiamo realizzato quell'aiola davanti a un bar in Piazza Europa per impedire proprio quella sosta selvaggia. Abbiamo compiuto un gesto forte, importante. Adesso si mettono accanto all'aiola, ma santo cielo, non è che non siamo uno stato di polizia. Noi stiamo assumendo 200 vigili, ma ce ne vogliono 10.000 se pensiamo di mandare un vigile a ogni angolo in cui la gente pensa di fare quello che vuole. Allora facciamolo dipendere da noi. L'ultima domanda e poi chiudiamo il programma. Buongiorno, nel progetto della nuova viabilità si potrebbe inserire il famigerato incrocio di via Vincenzo Giuffi da Corso delle Province. Ne abbiamo parlato più di una volta. Allora, questa è una questione che io dico spesso a quelli dell'MTS che vorrei fosse semaforizzato, perché in effetti è un incrocio pericoloso, ma secondo me lo sono anche quelli di via Vittorio Emanuele Orlando e quelli di via D'Annunzio, sempre con Corso delle Province, perché essendo una strada che taglia in diagonale,
crea qualche problema vero. di visibilità. È un qualcosa che ho chiesto di mettere in cantiere e mi auguro che lo facciano presto, anche perché non facendo noi la rotatoria alla fine di via Vincenzo Giuffrida all'incrocio con via Resanzio, dobbiamo immaginare, per rendere il traffico più fluido possibile, una semaforizzazione intelligente, e a quel punto la possiamo estendere anche a questi incroci di cui abbiamo parlato. Hai idea dei tempi quando questo si possa No, ancora questo deve essere progettato. È un progetto, un'idea. Benissimo, grazie Sindaco per essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito in diretta con il Sindaco di Catania Trantino. Può tornare mercoledì prossimo? Sì, dovrei essere a Catania, quindi grazie a voi e buon pomeriggio. Grazie, grazie e buon pomeriggio. La prosecuzione continua, la trasmissione continua.